Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo della mentalità delle persone vecchie, delle persone che dentro, anche se sono giovani fuori, sono vecchie, delle persone che stramazzano, starnazzano esoterismo, ma dentro sono vecchi. Non vecchi nel senso antichi, vecchi nel senso che non hanno ancora capito cosa sta avvenendo in questo mondo anche a livello karmico. Ma prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Illegata, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, Face, Telegram, i link sono sotto qui in descrizione. C'è anche il sito capitano.interviste.org dove ci sono più di 20 ebook, di cui di 16 di radionica e radiostesia, con quadranti radiostesici e circuiti radionici gratuiti, e 4 libri, 4 ebook che parlano di chirologia, lettura della mano. I link chiaramente, ve lo ripeto, sono sotto qui in descrizione. Eventualmente abbiamo anche una zona shop dove si possono comprare dei servizi per chi vuole qualcosina in più. Bene, parliamo un po' della situazione di queste persone che ragionano come persone vecchie, di quelle che non si vogliono mettere in gioco, di quelle che non vogliono soffrire, di quelle che non hanno capito che non c'è potenza senza sofferenza. Perché in questo periodo storico, no, in cui anche gli influssi planetari sono nettamente sfavorevoli, le persone non si sono rese conto che il mondo sta per cambiare. Vorrebbero tornare indietro di, come si suol dire, 30 anni, no? O anche 20, nel 1990, quando eravamo la quinta potenza economica mondiale, quando anche se avevamo perso la seconda guerra mondiale, potevamo sederci come i vincitori, ma chiaramente è una cosa virtuale, per il semplice fatto che noi la guerra l'avevamo persa. Eravamo diventati praticamente uno stato satellite degli Stati Uniti d'America. Oggi cosa vediamo? Vediamo che gli Stati Uniti d'America stanno implodendo in questo periodo storico. Dal mio punto di vista, ve l'ho detto, ha vinto Trump, però stiamo vedendo che quello faro del mondo che per tanti anni aveva guidato il mondo, no? Sta avendo qualche crepa. Nei muri si vedono le crepe, no? Degli errori puramente strategici, hanno cominciato a delocalizzare posti di lavoro, tecnologie e quant'altro nell'Asia e hanno creato la fabbrica del mondo che si chiama Cina. E quindi hanno praticamente creato il cammino del loro declino, praticamente. E se lo sono costruiti da soli. Adesso loro riescono ancora, tra virgolette, a far paura perché gestiscono le vie marittime. Loro infatti sono una talassocrazia e quindi una nazione fondata sul fatto che dominano i mari, no? Però tutto il resto è stato abbandonato alla mercé di altre nazioni. Quindi, per quelli che in questo momento riescono a capire il problema, è che noi come singoli, no, noi come Stato satellite di questa grande nazione che sono gli Stati Uniti, che ci hanno difeso dopo la seconda guerra mondiale, no? Sebbene avessimo persa contro di loro, loro ci hanno proprio difeso. Ma difeso da chi? Difeso dall'Est, perché a molti sfugge che Napoleone è stato il più giovane generale della storia. Il Führer è stato un genio della comunicazione ed era un grandissimo militare. E per un motivo o per l'altro che non sapremo mai o non sarà mai detto, hanno deciso di punto in bianco di andare contro i Sarmati, proprio per liberarci da questa schiavitù. Quindi in questo momento storico, tutti quelli che riescono a capire le problematiche si stanno rendendo conto che gli Stati Uniti stanno implodendo. Implodendo gli Stati Uniti, logicamente se le fabbriche sono in Cina, di conseguenza noi cosa faremo? Saremo oggetto di attenzione dall'est, da quelle zone in cui sia Napoleone che il Führer volevano tenerci lontano. Quindi
a tutte quelle persone che pensano in questo periodo di guadagnare. L'altro giorno parlavo con una persona che mi ha detto, sai, ho investito in una banca, proprio ho nascosto, sintesi era così, in una banca lei era andata e visto che c'è questa possibile prelievo forzoso degli interessi, perché noi italiani non abbiamo più la stampante, quindi siamo obbligati a pagare il signoraggio bancario, no? A essere sommersi di tasse, no? Sono andato in una banca, ho messo i soldi per un paio di mesi e ho guadagnato 1900 euro di, come si dice, di interessi. Ho maturato, no? Noi stiamo perdendo il senso della direzione. Primo, quando io ero piccolino e il capitano di Alpini materializzava bancali di miliardi di lire, no? A un certo punto, quando è arrivato il momento di aver bisogno di questi bancali, no? Il capitano di Alpini Torino ci ha detto, ragazzi, forse non avete capito, se non ve li guadagnate, non ve li sudate sulle spalle i galloni, no? Questi non valgono niente. Quindi tutte quelle persone che vogliono speculare, quelle persone che vogliono fare i furbetti, non hanno mica capito che se fanno i furbetti qui, dall'altra parte ci sono altre regole. Quando sono venuti quelli della casa editrice e mi hanno fatto vedere alcuni di quelli che di qua giocavano con questi concetti, mi hanno fatto vedere come sono di là. Quelli sono imbrigliati nel basso astrale. Quindi in questo momento storico in cui sta decollando o implodendo gli Stati Uniti d'America in un collasso nei prossimi mesi o nei prossimi anni catastrofico, in cui noi saremo soli, noi come occidentali sto parlando, e che ci sarà l'orsetto di là che sta premendo, capite che la situazione è catastrofica. Quindi tutti quelli da New Age, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, l'arcangelo Michele, il terzo segreto di Fatima. Vede che quando vi arriva una suppostina da una tonnellata di territorio sopra la testa, le cose cominciano a cambiare. Quindi a tutte quelle persone che non hanno capito che senza sofferenza non c'è potenza e continuano a pensare non da anime antiche, ma da vecchi, da gente che non vuole più prendersi rischi, da gente che vuol dire no, io non faccio niente, facciamo la pace, vogliamoci tutti bene. Guardate che i sarmadi non gliene frega niente dei vostri pensieri positivi. I sarmadi mangiano tutto. Infatti, se voi avete letto quel bellissimo libro del Thusis, no? 2000 anni fa loro facevano sacrifici umani, li facevano allora, li fanno. Eh. Quindi a tutte quelle persone che pensano di investire per avere di più, non, non rischiare perché tanto ci sono gli altri che vanno a morire per te. Signore, è finita la ricreazione, bisogna tornare in classe e fare i compiti, i compitini. Oggi siamo in una situazione estremamente delicata e tutti devono fare la loro parte, non quelli che nascondono i soldi per poter poi avere più carta straccia. Qui bisogna incominciare a pensare a essere uniti, perché gli Stati Uniti stanno implodendo. Non bisogna più pensare come vecchi, ma bisogna pensare che se siamo uniti tutti insieme ce la faremo, se no imploderemo uno a uno. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.